oggi non andrà così. Il fatto è questo: a me piace moltissimo fare video dove sono le immagini a parlare per me e poi eventualmente io alla fine dico un paio di parole sul luogo e sulla difficoltà del sentiero. Il problema di quel genere di video è che sono molto dispendiosi sia da un punto di vista della fatica che da un punto di vista del tempo, perché mi costringono bene o male ogni tot ad andare avanti e indietro a recuperare la videocamera. Oggi sono a fare un giro non eccessivamente lungo, abbastanza faticoso. Il problema è che non ho moltissimo tempo a disposizione, devo tornare giù a casa nel primo pomeriggio, quindi oggi devo camminare, non posso investire del tempo per fare un bel video. Quindi ho deciso di fare un vlog, però per non parlare a vanvera ho deciso di tirare fuori un tema. Per il tema di questo mountain vlog ho deciso di trarre ispirazione da una domanda che mi viene fatta molto spesso sotto i miei video, ovvero l'andare in montagna da soli, ma più nello specifico se ho paura ad andare in montagna da solo. Quindi adesso, man mano che salgo verso il monte Kutzer, ti dirò cosa ne penso dell'andare in montagna da solo e dell'avere paura di andare da soli. Poi alla fine, se non mi dilungo troppo, pensavo anche di dare di nuovo un paio di indicazioni, diciamo un po' più tecniche, o comunque spiegare come mi comporto io quando vado in escursione da solo. Buona visione! Prima di iniziare con l'argomento del giorno, se hai visto il video, quello sulla salita al Monte Chiampon, ti ricorderai che avevo parlato dell'anno di Pasciona dei Faggi. Ebbene, si iniziano a vedere gli effetti. Adesso è una mezz'oretta circa che sto salendo lungo il sentiero e avrò già visto circa una decina di topolini. Ne avevo visti alcuni anche mentre salivo in macchina lungo la strada, quindi anche in questa zona ci sarà stata Pasciona. Non so se solo da parte dei Faggi o magari anche dei Pini, e ci sono veramente un sacco di topolini. Innanzitutto, perché vado in montagna da solo? Non è che sia un tipo particolarmente solitario, anzi non mi dispiace la compagnia anche in montagna, però purtroppo crescendo la possibilità di incastrare i vari impegni personali miei e di altre persone spesso fa sì che sia difficile riuscire ad organizzare un'escursione con altre persone. Quindi diciamo che quando vado da solo non lo faccio perché ne ho bisogno, né tantomeno perché mi piaccia andare da solo. Poi certo è che non mi fa schifo, le escursioni in solitaria hanno una serie di diciamo aspetti che quelli in compagnia non hanno e che mi piacciono, cioè si è da soli, si ha più tempo per pensare, ci si ferma quando si vuole, si mantiene il proprio ritmo, quindi non mi fa schifo andare da solo. In linea generale preferisco andare con altri. Purtroppo non sempre trovo un compagno che abbia il mio grado di allenamento o che sia libero per poter effettuare un'escursione in compagnia. Il sentiero è quasi sbarrato. Adesso, boh, sì, si passa di qua e devo scendere giù nel canalino e poi su di là. Ho superato il tratto incasinato, quindi dicevo che l'escursionismo in solitaria non è che mi dispiaccia, però nemmeno mi fa impazzire. Quindi diciamo che non ho paura di andare da solo in montagna e non sono neanche, diciamo, troppo d'accordo con chi fa questa domanda, cioè nel senso, se io avessi paura di andare da solo, probabilmente avrei paura di andare in montagna anche in compagnia. La paura è un'emozione molto forte che a volte non fa fare certe cose, e più che paura io parlerei di preoccupazione. In quel caso, allora sì, a volte sono preoccupato quando devo andare da solo, preoccupato magari di trovare qualche tratto magari difficile dove se avessi l'aiuto di qualcuno magari sarebbe meglio. Ma in generale devo dire che mi è capitato di essere più preoccupato quando ero con qualcuno
a fare l'escursione o prima di intraprendere l'escursione con qualcuno al seguito. Generalmente quando vado in montagna con qualcuno ci vado o con l'amorosa o con i miei amici, quelli con cui di solito vado, per cui diciamo abbiamo circa lo stesso grado di allenamento e le stesse diciamo conoscenze tecniche. A volte capita che qualcuno mi chieda se lo porto a fare un giro. Ecco che lì dipende da chi è la persona che me lo chiede. Se conosco la persona, se la conosco bene, conosco il suo grado di allenamento, il suo grado di spericolatezza, allora in quel caso la posso accompagnare. E poi c'è comunque una clausola che è imprescindibile e chi viene in escursione con me è obbligato a pagare una birra alla fine. Su questo non transigo. Quindi quando mi è capitato di portare delle persone, a volte devo dire è capitato anche con la mia amorosa, se magari la giornata non è bella o è un sentiero che in teoria è facile, però cercando informazioni per tanto tempo non c'è passato nessuno. Se ci possono essere, non so, varie complicazioni e difficoltà lungo il sentiero, ecco che in quel caso tendo un po' a preoccuparmi, e non tanto per me, ma per la persona che è con me, perché bene o male io so gestire diciamo queste situazioni, ma magari la persona che è con me non è abituata, può spaventarsi e poi cioè non è mai troppo bello trovarsi in situazioni un po' complicate con altre persone delle quali poi bisogna, tra virgolette, vedere. Poi fortunatamente a me non è mai successo niente, alla fine probabilmente mi preoccupo anche per niente, però ecco, non ho paura di andare da solo, non ho solitamente paura di andare in montagna, però a volte mi è capitato di essere un po' preoccupato, sia da solo ma anche in compagnia, quindi è un qualcosa diciamo della mia indole. Poi quando sono da solo non è che non sia preoccupato, cioè nel senso sono un po' meno preoccupato, però diciamo che so gestire un po' meglio le eventuali situazioni, mi conosco, ormai ho un certo grado di esperienza, quindi bene o male so gestire le varie situazioni a cui posso andare incontro. E poi tra l'altro quando faccio un'escursione in solitaria la programmo molto bene, questa è una cosa abbastanza fondamentale, diciamo è fondamentale in tutte le escursioni, però quando si è da soli a maggior ragione è buona cosa studiare bene il percorso, studiare bene le condizioni meteo e partire con un'attrezzatura adeguata. Per quanto mi riguarda l'attrezzatura per un'escursione in compagnia o in solitaria non è che cambi più di tanto, anzi è praticamente la stessa. Forse quando sono in compagnia porto via qualcosina in più da mangiare, perché alla fine quando ci si ferma ci si scambia magari la cioccolata, i cracker, il mandarino, però alla fine come diciamo attrezzatura e vestiario le cose si equivalgono. Quello che magari cambia è la preparazione, per cui studio molto meglio il percorso sia sulla carta che con le varie relazioni, cerco di capire se ci sono dei punti critici, se è meglio intraprendere un percorso in un senso rispetto ad un altro e via così, insomma. Diciamo che organizzo la mia escursione un po' meglio. Un'altra cosa che faccio quando vado in escursione in solitaria è lasciare sempre detto dove vado, dando qualche indicazione sul giro che andrò a fare, dove parcheggio la macchina, in che modo giro, cioè nel senso se un giro ad anello passo prima da una parte rispetto che dall'altra. Questo può servire nel malaugurato caso in cui dovessimo avere un incidente e non riuscissimo a chiamare i soccorsi. È una cosa abbastanza fondamentale da fare sempre, a maggior ragione quando si è da soli, per cui anche oggi ho lasciato detto alla mia amorosa dove sarei andato, e poi è mia consuetudine mandare un messaggino quando sono sulla cima, scrivendo sono arrivato sulla cima,
E poi quando sono alla macchina anche scrivo, mando un altro messaggio, lo mando ai miei genitori o all'amorosa, scrivo sono alla macchina, tra poco riparto e torno a casa. Ci sono un sacco di topolini, è incredibile quanti ce n'è. Ogni passo si spaventano e corrono nelle tane, poi corrono in giro sui tronchi, dappertutto, ce n'è tantissimi, mai visti così tanti tutti assieme. Ci ho messo 2 ore e 20 e sono arrivato sulla cima del monte Kuzer. Sono in Valresia, è stata abbastanza dura, il sentiero è bello ripido, non molla mai un attimo, è un sentiero dedicato a un alpinista, a Vogrij, si parte da Kasegost per appunto in Valresia. Cima non troppo alta ma molto panoramica in quanto permette di godere della vista a 360 gradi su tutta la Valresia. Adesso per scendere vado dall'altra parte e torno verso l'Ischiazze, farò un piccolo anellino. Prima di ripartire, perché il tempo cambia e sta arrivando la pioggia, ti faccio vedere la panoramica dal Monte Kuzer. Partiamo dalla Valresia, tutta giù fino in fondo a Korittis e poi si va, adesso con la camera non si vedrà, ma laggiù si vede la strada di Malgakot e poi c'è ormai il Kanin e il Sart tutti nella nebbia. Quella là è il canalone Infrababa, quello tutto innevato. Poi qui davanti c'è l'alta Val Resia che sfocia nella Val Torre con Sella Carnizza e tutta la catena dei Musi cima est e ovest, dovrebbe essere questo. Poi c'è il Kadin dei Musi, questo qua, con ancora molta neve a nord, e poi abbiamo la cima di campo, che sono queste. Lì si scollina, si va in Val Venzonasse e si arriva a Malgaconfin. Dopo questo qua davanti credo sia il Lavara, questa punta qua, mentre il Plauris è lì dietro e sta finendo anche lui nelle nuvole. Dopo laggiù ormai tutto nuvolo con la pioggia che sta arrivando, la Mariana, e dopo quelle lì devono essere i monti di Moggio, credo, Moggio di là, perché c'è il Sernio dietro e la Grauzzaria invece qui davanti, e dopo qui c'è il Pisimoni, questo, e il Zugdalbor, anche quello finito nelle nuvole. Poi giù là dietro si va verso i monti di Pontebba. Questo qua davanti non so adesso cosa sia, non mi ricordo, forse lo Schinauz, ma comunque è giù di là dietro monti di Pontebba. E poi abbiamo chiuso il giro perché c'è di nuovo il Montasio, cimone di Montasio nelle nuvole, dietro Montasio con un pezzo di altipiano e poi di nuovo il Sart. Questo è il giro completo, adesso raccatto la roba e riparto. Bene, inauguriamo la stagione della pioggia. Ne avrei fatto volentieri a meno, ma tant'è, non dovrebbe mancare molto. Adesso tra l'altro dovrei essere sempre nel bosco, quindi se resta così è una pioggerellina leggera, non dà fastidio. Ricapitolando, quando decido di fare un'escursione in solitaria, la prima cosa che faccio è scegliere ovviamente un'escursione che non abbia particolari difficoltà tecniche. Quindi mi informo, decido la zona dove andare, in base a quello guardo cosa c'è disponibile. Una volta che ho scelto l'itinerario, me lo studio per bene sulla carta e cercando informazioni su blog, siti vari, dove trovare delle informazioni magari il più recente possibile sulla transitabilità del sentiero e se eventualmente ci sono dei suggerimenti su come è meglio intraprendere il giro. Poi mi informo bene sulle condizioni del meteo per tutta la giornata e ovviamente anche in base a quello scelgo poi se effettuare il giro che ho già scelto, se magari è meglio farne uno un po' più corto, ad esempio. Poi zaino, sempre come quando vado in escursione anche con altre persone. Terza cosa importante che faccio è spiegare bene a qualcuno di fidato, a qualcuno a me vicino, che cosa vado a fare, per cui dove vado, che cima raggiungo, bene o male quanto sto. Poi in escursione mando solitamente 2 messaggini, uno quando sono in cima e uno quando ho terminato la discesa. Bene o male queste cose le faccio anche quando vado con altre persone,
L'unica cosa differente è che se sono da solo ci metto un po', cioè faccio una ricerca un po' più approfondita. Inoltre un'altra cosa che faccio quando sono in escursione in solitaria, in questo caso in escursione, è stare molto attento. Mantengo un livello di concentrazione molto più alto durante il sentiero, perché non posso sbagliare. Non posso sbagliare sia perché potrei scivolare e farmi male, ma non posso nemmeno sbagliare sentiero, quindi magari perdermi da solo. Quindi massima concentrazione. In questo caso effettivamente concentrazione molto più alta quando sono da solo rispetto a quando sono con altre persone. Per quanto mi riguarda, ritengo che l'andare in montagna da soli sia un qualcosa che, diciamo, vada allenato. Cioè, innanzitutto bisogna essere abbastanza esperti, cioè bisogna saper andare in montagna, non avere difficoltà su diversi terreni e non, cioè anche, diciamo, di carattere, avere, chiamiamolo, un carattere forte, diciamo, cioè essere abituati a stare da soli ed eventualmente a risolvere dei problemi da soli, fermandosi un attimo e ragionando bene sul da farsi. Per cui è qualcosa che si impara andando in montagna, pian piano si fanno gite, si incontrano situazioni per cui l'esperienza aumenta e dopo un po' che si va, ovviamente si può andare da soli. Poi ovviamente c'è chi dice, c'è chi non si fida, anche se magari è esperto, perché dice boh, ma se mi succede qualcosa non c'è nessuno che mi può dare una mano. In questo caso esistono delle soluzioni, esistono dei sistemi quasi infallibili per mandare un messaggio di soccorso, di aiuto in qualsiasi condizione. Queste soluzioni sono date da o un sistema tipo il Garmin InReach, per cui un ricevitore GPS in grado di mandare messaggi su cui si fa un abbonamento annuale, si paga e si può mandare un messaggio di aiuto praticamente in qualsiasi condizione, visto che funziona tramite satellite e si viene localizzati mediante il GPS di questo strumento molto preciso e molto potente. Altrimenti esistono dei dispositivi simili che però non hanno bisogno di abbonamento, diciamo sono tipo usa e getta, sono di derivazione nautica. Ci ha fatto un bel video Luca, ti lascio sotto il link in descrizione, dove spiega bene anche le differenze tra i Garmin e questi sistemi. Sono tutti sistemi che utilizzano la rete satellitare, che quindi in caso di necessità possono mandare un messaggio di aiuto mediante satellite, e quella sicuramente è una delle soluzioni migliori se uno vuole uscire da solo ma anche in gruppo ed essere sicuro al 95% che in caso di necessità si schiaccia un pulsante e qualcuno viene a prenderci. Sono quasi arrivato alla macchina, bel giro anche oggi, un po' faticoso, soprattutto la prima parte, il sentiero, quello dedicato all'alpinista, è veramente super ripido, non molla mai, però è molto bello perché si attraversano diversi scenari, come anche in discesa. Dalla cima del Kutzer ho fatto un pezzo tipo in cresta, dopo sono sceso, sono entrato in una faggeta molto bella, piena di topolini, poi sono arrivato in un altro punto un po' più scosceso, più esposto, con pino nero. Adesso sono di nuovo in una bellissima faggeta, una delle stupende faggete della Valresia spettacolare in autunno con tutti i colori. Il giro è cioè non è difficile, è faticoso, molto faticoso, però la cima vale la pena di essere raggiunta perché è uno splendido balcone su tutta la Valresia. Oggi lungo tutto il sentiero sono stato accompagnato da questi topolini, ce n'erano veramente tantissimi, ma tipo a migliaia, cioè, immagino a chi non ama questi roditori deve essere tipo come stare in un incubo, molto particolare davvero, questa non l'avevo mai provata. Ok, raggiunto la deviazione, di là si va a Casera Rio Nero. Vi lascio il video anche di quello sotto in descrizione, c'ero stato a dormire un bel po' di anni fa, altro topolino, e ti lascio anche sotto in descrizione il link di questo giro, la traccia GPS, e poi ti lascerò anche il video di Luca sui dispositivi tipo Garmin InReach, per cui come al solito guarda sotto in descrizione per trovare tutta una serie di link. Io spero che il video ti sia piaciuto, che sia stato interessante. Lasciami sotto un commento, dimmi un po' anche tu cosa ne pensi dell'escursionismo in solitaria, se anche tu fai quello che faccio io o magari hai qualche altro suggerimento.
Io come al solito ti ringrazio per avermi seguito e ti saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, a presto!